Ma dove sarà mai? No, dico, dove sarà mai? Io sto cercando Mattia, lo devo intervistare, ma non lo trovo. Vuoi vedere che è andato di nuovo a Palermo? Dove? Ah, eccolo. Bello, lui sta parlando al telefono molto, molto tranquillamente. Sì, Mattia che parla al telefono, io lo devo intervistare da circa mezz'ora. Ah, lo vuoi spegnere sto telefono che ti devo intervistare? Un attimo di un impegno importante. Aspetta, ripeti? Sto parlando per un impegno. Ma io sono più importante dell'impegno, con tutto il rispetto per l'impegno. Buonasera a te. Stacca il telefono, parla con me. Ecco, ci sentiamo dopo. Ecco, grazie. Grazie a sé, caffè pagato. Da mezz'ora che ti cerco. Insomma, buttiamo questo telefono per un momento. No, vabbè, lo mettiamo in tasca. Ciao Mattia, che piacere vederti. Che si dice? Che si dice? Tutto bene, tutto bene. Alla grande, alla grande. Alla grande. Ma tu hai detto l'impegno, poi se all'impegno lo richiami dopo, giusto? L'impegno l'ho preso con te, hai ragione, ho sbagliato, però tu sei l'impegno più bello che ci può essere a Villa Cupido. Marò, mi hai fatto emozionato, ma richiama pure, vai con calma, io vado a farmi una passeggiata, non ti preoccupare Mattia, è adorabile, è un ragazzo adorabile veramente, ma poi è bravo, è umile, è davvero modesto, ha tutte le sue belle carte in regola. Cosa ascoltiamo oggi? Allora, questa sera ascoltiamo due brani del mio nuovo lavoro discografico intitolato Un passo avanti, che si intitolano Non si immora tribù e Buon compleanno. Ecco, io devo dire che tu non stai facendo solo qualche passo avanti, ma ne stai facendo tanti, devo dire, tanti passi avanti. Beh, allora io saluto tutta la tua produzione, saluto anche Gennara Amulletta. che oggi è qui con le sue splendide figlie, che saluto altrettanto. Adesso ascoltiamo questi due brani, ci vuoi ricordare pure gli autori e gli arrangiatori? Sì, autore della canzone Non si immora tribù, Rino Chianciano, che mandiamo un forte bacio, e lo stesso Rino Chianciano anche della canzone Buon compleanno. Arrangiamenti, ovviamente non poteva mancare il grandissimo maestro Carmine Liberati, che mandiamo un bacio forte. Okay. E adesso vi farò E a tutte le tue fan, a tutte le mie ovviamente, fan, ecco. ovviamente in primis. E adesso vi farò ascoltare questi due brani. E fammi sapere Andiamo, se ti piace. andiamo, ma a me piace tutto di te, anche perché mi sei molto simpatico, e poi richiamiamo subito l'impegno che avevi perso per colpa mia. Insomma, Mattia, ciao! E quando ti hai aspettato questo momento, ma finalmente è arrivato, si una maggiorenne, prima ne fai 18 anni, per te il giorno più bello, più compleanno in una stella, cura a te vita mia, un compleanno cuore mio, ma come t'amo sapere Dio, stasera sei più bella ancora, e l'emozione canta con te, buon compleanno vita mia, tu già ragioni sto cuore mio, già mi sposati dei suoni mio, per tutta la vita resta insieme a me, tu sei più bello regalo che mi ha fatto di amore mio, tu sei più bella canzone che canta che vuole abbracciato con te, buon compleanno amore mio, se tu per la vita mia, il suo regalo sta amore mio, non scatolino che cuore mio. Se per te t'ha portato st'amore, ma tu sei che la più bella che è nata per me, amo sta festa è per te, tu sei più bella di me, ma quando la gente stasera sta per te, un compleanno cuore mio, ma come t'amo sapere Dio, stasera sei più bella ancora, e l'emozione canta con te, buon compleanno vita mia, tu già ragioni sto cuore mio,
che sta insieme a me. Tu sei più bello regalo che mi ha fatto di amore mio. Tu sei più bella canzone che canta che vuole abbracciare con te. Buon compleanno amore mio, sciutto per la vita mia. Il suo regalo sta amore mio, non scatolino con colore mio. Buon compleanno cuore mio, ma come t'amo sapere Dio, stasera sei più bella ancora, e l'emozione cantata con